Di E solito qual è la produzione media che riuscite a realizzare? siamo sui 15-18 mila quintali di pomodoro. Tradotto in chili sono Eh, 180.000 kg. No, di più sono. sono- Considera sono 1.800.000 kg. Un mondo così in evoluzione, quale potrebbe essere l'altra, come dire, è vero che passeremo a cibi sintetici? Cosa diresti al Vincenzo che ha appena cominciato questo percorso? E in fiera a Milano appunto ci hanno poi contattati da questo studio, dice ma sareste disposti a fare una breve presentazione, sarà un colloquio, sarà una piccola discussione tra di noi che poi pubblicheremo, volevano appunto i nostri link e le cose per poi presentarlo, mi ricordo 2 minuti, una cosa breve però magari abbastanza intensa perché avevano già le domande pronte, quindi capito, tu andavi a scaletta, quindi non è che vagavi. Ok. E... No, noi non abbiamo niente di pronto, però Vabbè, ma... deve essere proprio una chiacchierata. Facciamo proprio una chiacchierata. Io non ho niente da preparare perché diciamo la Vabbè, storia però- ce l'ho addosso, però- quindi non ho bisogno. Voi siete abbastanza esperti, quindi Esatto. sapremo diciamo a Ti mettiamo un po' braccio. ti mettiamo un po' in imbarazzo ora, dai. Vabbè, dai, Facciamo- ci siamo Vabbè, un po' allora, ti abituati. presenti tu o ti presentiamo noi? Presentati tu, dai. Racconta E allora- chi sei, chi siete, cosa vi occupate più che altro. Io sono Vincenzo Pisa, sono presidente della cooperativa Rinascita, una realtà del territorio, possiamo dire, nasce a Valle d'Olmo nel 1970 come cooperativa di conferimento pomodoro, quindi la gente, i piccoli produttori hanno pensato di associarsi per poi conferire e vendere il pomodoro facendo massa critica, quindi non andando a vendere singolarmente con queste grandi catene o comunque grosse industrie. In questo modo appunto avevano la possibilità di andare a contrattare un prezzo migliore, perché appunto non vai da singolo. Inizialmente era sulla quantità che si... Sì, Cioè, sulla nel senso- quantità nella vendita, perché comunque tutti, considera che ha raggiunto circa 200 soci. Erano tutti soci. Oggi Oggi siamo a 20 soci. Ah, ok. Ha avuto Sì. un periodo in cui erano 200 soci. Ma perché l'agricoltura, diciamo, aveva dinamiche diverse. Bisogna ognuno questo piccolo appezzamento di I terreno. piccoli produttori erano più presenti, il discorso della manodopera non si poneva perché era tutta familiare, Esatto. quindi Ora non voglia più nessuno. non girate avere voglia perché purtroppo i costi in effetti non sono più quelli di una volta. E quando tu devi fare conto in famiglia capisci bene che hai bisogno di avere uno stipendio che ti possa garantire tutta una serie di cose. Quindi uno dei problemi della nostra agricoltura, perché questo se ne parla del grano, se ne parla di tanti altri. Noi fortunatamente siamo stati, come dire, un po' fortunati ma anche caparbi nel cercare di mantenere questa cosa che alla lunga ci ha dato poi i frutti. Quali sono? Quelli di non avere un prezzo globale. Oggi si parla appunto di grano a 20 centesimi, ma perché il prezzo è monopolizzato, cioè il prezzo è di carattere mondiale. Il prezzo globale tu dici sul pomodoro. Noi usciamo fuori da questi schemi perché c'è anche un prezzo, ci sono gli accordi nazionali nord, centro e sud, dove si vanno con le associazioni di categoria vanno a dare quello che è il prezzo medio del pomodoro. Noi usciamo da tutto questo schema perché è una cosa più territoriale, quindi noi facciamo il calcolo legato alla territorialità, alla salubrità, alla sostenibilità e vendiamo. Già sono impazzito perché comunque sono tutte cose, nozioni che nessuno ti racconta, no? Sono cose che sa solo chi ci è infilato E noi l'abbiamo vissuto perché considera che appunto da produttore abbiamo fatto il passaggio alla trasformazione. Quindi tutti questi elementi anche a noi erano come dire, molto, molto vaghi, erano elementi sconosciuti, però andando avanti sono stati quelli che poi ci hanno premiato. Cioè, perché praticamente tu da piccolo produttore ti interfacci in un mercato globale
e di conseguenza ti trovi cioè, un pesce nell'oceano Perché praticamente. tutti, ognuno di noi pensa di avere il miglior prodotto. Poi quando ti vai a confrontare col mondo che è il problema. Cioè, infatti c'è proprio questa cosa Proprio che, quello. questo passaggio che, come dici tu, l'unione fa la forza, no? Dunque, Assolutamente, no. Noi non avremmo potuto, come dire, arrivare nei grandi marchi al nord o anche all'estero, proprio perché una volta ti manca il sostegno economico, una volta ti manca quello sociale, quindi della compagine, una volta quello appunto legato alla forza, che non è nettamente legato a una forza lavoro, ma anche a una forza, come dire, di pensiero. Quindi questo che ti dà la possibilità di essere un po' snello e pensare insieme, sai, uno la fai tu, uno la faccio io, uno la fa da dividere i compiti, ognuno ha i una compiti, sua ma è lo stesso specializzazione. modo di pensare, non essere sempre sulla io. Esatto. Quindi Poi questo anche aiuta. tipo, cioè, ad esempio, tra tutti i soci che siete voi, giustamente della cooperativa, c'è chi magari ha tipo una propensione a essere, che ne so, sul lato economico, chi lato informatico, chi magari più sul lato proprio organolettico del prodotto. Certo. Ognuno comunque mette il suo anche a livello di conoscenze. Beh, noi diciamo nella compagnia abbiamo un socio amministratore che è consulente, commercialista, quindi fa la parte legata al suo ambito, io più alla parte tecnica relativa agli impianti, ma anche alla commercializzazione che comunque conosciamo ormai da tempo, abbiamo iniziato sin dagli arbori, quindi il processo economico e commerciale legato a questo tipo di coltura e comunque di prodotto. Poi l'altro socio che comunque veniva dalla parte elettrica, quindi gli impianti, tutta l'elettronica, perché vantiamo dei impianti tecnologici e quindi comunque come i nostri Ci vuole una telefoni, manutenzione, ci vuole... la manutenzione, ma anche sistemi appunto Android o comunque dove tu devi andare a interfacciare direttamente, non è il semplice bottone della luce che accende e spegne, c'è tutta una programmazione. Praticamente vi siete ritrovati a creare una realtà, un'organizzazione aziendale. Ma questo ci ha aiutati perché in maniera organizzata puoi passare alcuni ostacoli o alcune audit, per esempio, di qualità, perché ci sono appunto dei livelli di qualità che man mano sali ti permettono di aprire delle porte come quelle di grandi marchi Facciamo una cosa, partiamo un po' dall'inizio. Cioè, tu come ti sei ritrovato a essere in questa cooperativa? Cioè, che formazione hai avuto tu? Cioè, hai avuto una formazione specifica, universitaria, sei autodidatta? Cioè, a livello appunto scolastico nasco da geometra, quindi il mio percorso era sempre tecnico ma geometra. E nel 2008 mi diplomo e nel 2008 era già il secondo anno a regime dell'azienda, ma già negli anni diciamo estivi eravamo lì appunto a cercare di mettere su questa... Comunque già era nata l'azienda quando... Sì, l'azienda, lo stabilimento, il progetto è nato nel 2003. Ok. Quindi chiudiamo la filiera poi nel 2003. Quindi iniziamo tutto il periodo estivo. L'idea da chi è partita, diciamo? L'idea è partita da persone purtroppo che oggi non ci sono più, che è stato mio nonno, Vincenzo Pisa, e Andolina Calogero, che è il suo figlio è attualmente socio in azienda, che è venuto a mancare 2 anni fa. 2 persone hanno iniziato a mettere 2 persone insieme... che credevano, diciamo, già venivano da un ambito legato al lavoro, erano usciti già fuori in Germania, quindi comunque la migrazione ha dato la possibilità di aprire gli orizzonti, quindi portare quelle conoscenze anche nel proprio paese, e quella voglia comunque di salire. Comunque voglia di tornare a casa. Voglia di tornare e voglia di alzare questo livello comunque parliamo di che anni erano? Anni 70. Dunque anni 70, diciamo, c'era voglia di ricrescere, di ricostruire. Considera che tutto il periodo è stato gli anni 60, che tutti un po' uscivano fuori, quindi ci fu tutta st'ondata. Però invece tornano? Sì, l'idea era quella di tornare e investire in Valle d'Olmo. Sia a livello economico, quello che diciamo erano stati i sacrifici del lavoro,
verso la propria terra, ma anche di innalzare, non rimanere con l'azienda e lavorare, arare i campi, avere il bestiame e tutto, invece fare il passaggio successivo che era quello della trasformazione. Penso che siano stati già lungimiranti negli anni 70 avere una cooperativa, perché ancora oggi ci sono un po' organizzazioni così alla meno peggio, invece avere quella lucidità, quella direzione, dice no, noi dobbiamo organizzarci in modo trasparente, perché diciamo questo qui andava a togliere quello che era i mediatori sanzali che in nero andavano speculando anche tra i piccoli produttori. È una cosa importante, in modo trasparente, perché comunque tra i soci, specialmente nella realtà dove siamo noi, se non sei trasparente nessuno si fida, no? Erano periodi pure che non c'era fiducia tra le persone. Assolutamente, ma non penso, dico, questo c'è stato sempre nel carattere dell'uomo, penso c'è sempre stato, quindi motivo del quale noi non abbiamo mai, anche qualcuno, ma questo nome un po' non abbiamo mai voluto né cambiare il nome né cambiare partita IVA né niente, proprio perché quelle sono le nostre radici, quindi e ci crediamo. È importante questa cosa che hai detto, cioè essere trasparenti, cioè è la base comunque per avere dei buoni rapporti tra tutti i soci, comunque come dici tu siete arrivati a 200 soci, ora siete 20, ma questi 20 parliamo che la prospettiva di vita dell'azienda sia... Noi ci auguriamo che sia per altri sempre, 100 generazioni, no? Considerate soci di elite. Sì. Siete 20 soci, ma soci... Capisci bene che purtroppo cambiando tutta una serie di cose, il chiudere la filiera è significato investimenti grossi, non era più il semplice conferimento, quindi magari molti, e non voglio sindacare perché comunque ognuno prende le proprie scelte in base alla propria dimensione economica, in base a tutta una serie di cose, quindi capisci bene, la cernita è stata abbastanza, come abbiamo premesso, diciamo, il discorso agricolo è cambiato, la manodopera, l'intensità, la grandezza aziendale, tutta una serie di cose, però questo, la base è stata la trasparenza, ma quella è la base della cooperazione. E per noi una delle basi che in gergo o comunque sia, penso la cosa più sana è quello che chi ha un socio, chi ha un cosiddetto in siciliano un quavo compagno, ave padrone. Sì. Quindi non è che io sono il mio socio, no, tu sei socio quando ti nella tua parte. Sì, quindi questo è quello che sempre deve vivere in ogni cooperatore. Quindi noi ci crediamo. Una mentalità importante, diciamo, dal punto di vista, una mentalità proprio di cooperativa. Sì, ma il discorso capitalistico, questo è mio, alla fine siamo tutti di passaggio. Quindi perché creare e lasciare, o comunque creare insieme per fare qualcosa di più grande, più positivo, per il territorio principalmente e per la natura, perché comunque, come dicevo poco fa, il percorso è stato comunque legato alla sostenibilità, alle varietà tradizionali, a tutto quello che possa creare senza distruggere. Mm-hmm. Dunque tu sei subentrato nell'azienda nel 2008. 2008 sei entrato, cioè il tuo ruolo. Attivamente. Il tuo ruolo qual era? Tecnico. Appunto avevo la mansione di andare a rilevare tutti che erano i parametri, proprio nella fattispecie, nella conduzione degli impianti. Poi ho preso la patente del generatore di vapore, che sono dei grossi impianti, hanno bisogno delle specifiche particolari come la patente vera e propria per la conduzione del generatore di vapore, e quindi lì avevo una responsabilità, perché comunque sono apparecchi che hanno, se ben mantenuti, non sono problemi, è come una bombola, se tu non la tocchi, non ci fai problemi, a vita puoi stare là, se inneschi qualche problema è una bomba, quindi anche questo deve essere come dire, gestito come si deve. Quindi il mio lavoro era quello, la gestione degli impianti, quindi dalla manutenzione proprio al lavoro di trasformazione, e poi quando finiva il lavoro di trasformazione ci dedicavamo alle consegne, alla manutenzione degli impianti, alla parte diciamo commerciale. Invece, scusa Vincenzo, dal 2008 ora, cioè sono passati quasi 18 anni, sono quasi 20 anni. Cioè, com'è stato il tuo percorso proprio dentro l'azienda? Cioè, come
A poco a poco, cioè ora sei presidente, no? Ora sono presidente, è stato diciamo graduale, fisiologico, se così si può dire, perché diciamo poi Ci ha messo passione. il primo mio padre, una volta che si è raggiunta l'età pensionistica, anche a livello sociale, quindi dall'assetto societario, mi ha dato a me diciamo la parte cosiddetta sociale, quindi anche attivamente in quello che era l'associazione, quindi quello che era il consiglio di amministrazione. Dopo di ciò, onestamente, uno dei soci che era presidente ha deciso di, raggiunta l'età pensionabile, anche lui di mettersi da parte, e i soci hanno scelto me per, diciamo, per le caratteristiche, non saprei dirti perché non mi sono... Facevi simpatia, simpatia. Non mi sono scelto, cioè non sono stato io a scegliermi, Sì, però vabbè, capisci bene. Vincenzo ha le spalle larghe, passiamo tutto a Vincenzo, deleghiamo a Vincenzo. Era quello che sicuramente, avendo avuto un percorso che comunque è stato 10 anni fa, nel 2019, quindi dopo quasi 10 anni, avevo conoscenza dei clienti, dei fornitori, della produzione, e quindi mi hanno dato questo calderone in mano. Sì. E ad oggi, tornando ecco agli anni 70, pensi che ecco, le persone che hanno creato questa realtà oggi immaginano l'azienda com'è? Sì, perché erano dei visionari, erano molto, come dire, lungimiranti, e quindi non penso che quello che abbiamo fatto, quello che si è fatto, non lo immaginavano, perché comunque avendo girato non è come il piccolo produttore che è nato, è cresciuto ed è morto in quel territorio, in quel paese. Quindi quando tu giri incontri tante persone, in realtà capisci bene che il primo mio nonno lavorava alla Volkswagen, quindi comunque già Un modello avanzato hanno portato a capisci, Valle quindi Olmo. già o anche gli altri comunque poi facevano parte dell'azienda, avevano una visione diversa, quindi forse era proprio quello che oggi siamo il loro obiettivo, o anche più grande, perché comunque considera che nel 1978 ammassarono 45.000 quintali di pomodoro. Noi, anni di punta, e quindi con tutta la trasformazione, con un bel bacino diciamo sia di utenti che comunque di commercializzazione, abbiamo raggiunto 20.000 quintali, quindi immaginate altri 25.000 Nemmeno quintali, la metà. nemmeno la metà di Più del trasformato. doppio praticamente. Quindi capisci di bene che in produzione. termini di grandezza forse erano un passo avanti. Ovviamente, come dico, è cambiato tutto, il lavoro era diverso, come tutta la manodopera e quant'altro, però dico, già c'era quella voglia di fare una cosa veramente bella per il territorio, ma anche, Di costruire ma qualcosa anche di vero. economicamente sostenibile. Quindi considera che nel periodo in cui si andava a riscuotere quello che era l'incasso, il fatturato con le varie industrie, nel paese o nel territorio veniva una certa somma di denaro che comunque veniva riversato sotto forma di... Comunque, cioè, era per tutto il tessuto economico del Assolutamente, territorio, no? assolutamente. Cioè, perché comunque i soci, poi c'era chi lavorava nell'azienda, come dici tu, e anche parliamo di una produzione agricola dunque anche stagionale, no? Cioè, Sì, principalmente. in cui si va appunto, viene piantato, poi viene, C'era tutto appunto, l'indotto. viene coltivato, C'era c'è tutto tutta l'indotto. una serie di lavorazioni. Comunque una cosa importante dobbiamo dire, il prodotto vostro è naturale, no? Sì, sì, quello diciamo appunto è la fase successiva, quindi il pomodoro era rinomato, però capisci bene, negli anni 70 di pomodoro siccagno, cioè non aveva Pomodoro il valore. siccagno, spieghiamo cosa significa. Appunto il pomodoro siccagno, che è un pomodoro coltivato senza acqua, perché nel nostro territorio non ci sono diciamo né laghi artificiali né riserve né sorgenti, quindi di necessità virtù il terreno dava la possibilità, ma questo negli anni si è visto che appunto coltivandolo con queste escursioni termiche giornaliere che ci sono, quindi di giorno essendo all'interno diciamo non nella zona costiera le temperature sono molto alte, certo. Ma la sera appunto tra le correnti di aria fresca che salgono diciamo alla parte costiera
ma anche perché comunque abbiamo un'altitudine compresa tra i 600 e i 900 metri, le temperature si abbassano e quindi questa umidità che si va a creare dà alla pianta, la pianta si rigenera e continua la propria vegetazione. Non abbiamo ovviamente produzioni industriali, che considerate che un ettaro in irrigo nelle zone Campania, Foggia, comunque nelle zone del pomodoro raggiungono 1500-1800 quintali per ettaro. Noi quando raggiungiamo i 100-120 quintali già... parliamo di 100 contro 1000. Sì, però Un decimo, però il prodotto è 10 volte migliore. esatto. Se di contro produciamo 10 volte meno, abbiamo un prodotto Ma che non è che non lo dici tu che è migliore. non lo diciamo noi, questo l'abbiamo visto poi con la trasformazione, vari studi, si è visto che appunto questo pomodoro coltivato in aridocoltura, quindi in ziccagno, non ha concentrato solo il pomodoro, quindi il succo, ma ci sono gli zuccheri, gli antiossidanti come il licopene, beta-carotene, il CNR, l'università e tanti altri poi diciamo incuriositi di questo prodotto hanno fatto delle ricerche e hanno rilevato questi elementi molto come dire Sono buoni comunque per la salute, cioè per comunque chi ne a livello salutistico, quindi abbiamo uno legato alla sostenibilità perché viene coltivato diciamo senza nessun elemento chimico, anche se non è in bio, perché essendo che non viene innaffiato, che senso ha mettere concimi, che senso ha mettere diciamo alimentare, potrebbero anche danneggiare la pianta. sì, perché non li assorbe. Quindi da un lato la sostenibilità legata, da un lato la biodiversità, quindi noi abbiamo varietà antiche come il pizzutello che ancora oggi utilizziamo e altre varietà che poi abbiamo selezionato negli anni. Quante varietà trattate voi? Ma 3-4 poche, e tutte sul mini plum, quindi pezzatura piccola. Sono autoctone del territorio, no? Sì, ma anche varietà che abbiamo selezionate diciamo negli anni, ormai 30 e 40 anni fa, appunto alcune altre varietà, perché c'era il Missouri, c'era il Brigate, Super Mac, queste varietà che non erano ibride, che non erano diciamo locali, ma che si attecchivano bene a questo tipo di coltivazione, perché molti si confondono che pensano che il siccagno è una varietà. No, io voglio le piantine di siccagno. Lei prima si porta un pezzo del nostro territorio e poi inizia a pensare di mettere... Ci sono tanti fattori dunque che fanno nascere il siccagno. E il microclima che il nostro areale interno favorisce la crescita senza l'irrigazione. Diversamente le zone costiere, ma anche diciamo, terreni sabbiosi, non esiste. Questi terreni diciamo argillosi, misti a sabbia, quindi che hanno questa componentistica, trattengono l'acqua, l'umidità in inverno, che comunque il processo nasce, diciamo tutto l'iter agronomico nasce a agosto-settembre, i terreni vengono arati, si assorbono di acqua, quindi nel tutto periodo invernale, e poi si inizia marzo-aprile con l'affinamento, poi il trapianto e via discorrendo. Quindi è tutto un discorso legato al territorio, ma anche quello che i produttori hanno messo in atto in questi anni, quindi tutto quello che ora noi ne parliamo come condizione perché è stato, come dire, provato e testato dai nostri abili produttori, i nostri contadini, diciamo, del territorio. Noi qua a Fort Talks, cioè il podcast col nome più impronunciabile del mondo abbiamo creato, però ci piace anche capire un po' come si svolge l'attività, cioè tu arrivi in azienda, per la giornata tipo in azienda, periodo di produzione, cioè come svolgete la giornata? Sì, allora tutto diciamo all'inizio con l'ingresso costantemente diciamo c'è il ricevimento delle merci, quindi c'è una pesa dove appunto il prodotto viene pesato, vengono fatti immediatamente i due parametri fondamentali che sono pH e Brix. Questo è per l'accettabilità del prodotto. Il prodotto arriva, tu prelevi il campione, controlli appunto se ci sono scarti, quindi la percentuale di scarto, perché è importante, essendo che noi non utilizziamo niente, la materia prima deve essere eccellente. Quindi, sono delle persone che lo selezionano proprio a mano? In campo, sì, perché come la raccolta al 90% viene fatta manualmente, quindi o con delle agevolatrici, quindi che danno una mano aiuto, ma le nostre condizioni diciamo dei terreni non permettono di macchinizzare al massimo. Anche se dovremmo arrivarci con qualche robot, perché purtroppo la manodopera
scarseggia. Sappiamo che in tutti gli ambiti sta scarseggiando, maggiormente in agricoltura dove diciamo è un lavoro un po' più faticoso. Quindi da lì parametri organolettici che vengono fatti sono pH e Brix, dicevamo che acidità e grado zuccherino. Sì. Essendo che noi non mettiamo quello che vedete spesso in alcuni prodotti, il correttore di acidità. Il correttore di acidità non è nient'altro che dei prodotti che abbassano il pH del prodotto portandolo a una soglia intorno ai 4,2. Perché questo come è- avete visto ultimamente questo fatto del botulino, queste persone che diciamo sì. malaguratamente sono morte proprio perché questo botulino si sviluppa maggiormente con un pH superiore a 4,5. Ok. Quindi se hai un prodotto che è superiore o uguale a 4,5 può Crearsi questa proliferare questo batterio. Quindi cosa succede? Monitorare costantemente in tutta la filiera, quindi dall'accettabilità del prodotto fino alla bottiglia, il pH, perché non mettendo correttore di acidità o altri elementi appunto che lo stabilizzano, naturalmente lo si può fare con una materia di alta qualità, una materia pura, quindi una materia che non ha altri tipi di sostanze come prodotti raccolti diciamo e messi come dire, alla rinfusa. Lì non hai solo il pomodoro come materia prima, c'è il terreno, c'è l'acqua, quindi con pH più alto e quindi poi hanno la necessità di abbassarlo. E poi quindi da lì accettabilità, il prodotto viene stoccato sotto delle tende diciamo ventilate in modo tale che con le temperature estive non si alteri e entro le 24 ore il prodotto viene trasformato. Quindi viene selezionato per produttore, quindi i lotti vengono fatti, quindi parte la tracciabilità, quindi viene assegnato un numero di produttore quando viene accettato il prodotto e da lì inizia il lotto, quindi la tracciabilità del prodotto. E il prodotto viene lavato, risciacquato, selezionato prima Un'ulteriore selezione. dunque. prima della triturazione, quindi un prodotto pulito, sano, viene poi selezionato e inizia il processo di trasformazione, quindi triturazione. Abbiamo degli impianti, come dicevamo poco fa, di ultima generazione dove con processi avanzati si dà il massimo della preservazione delle qualità organolettiche, quindi il prodotto immediatamente viene tagliato a temperatura ambiente e scottato a 90 gradi. Questo shock dà la possibilità di non formare la sineresi, che è quello che quando facciamo la salsa in casa fa quel liquido sopra, diciamo, nella parte superiore della bottiglia. Non so Dunque, se- questa cosa da voi non succede. Cioè, perché non comunque succede Questo- sia per questo motivo. sì, sia perché commercialmente, visivamente è brutta, ma anche a livello organolettico vi è stata una separazione della polpa con il siero e quindi non è un prodotto, C'è un diciamo, cambio di gusto. certo, tra perché comunque è virgolette. una polpa priva di siero, comunque è il siero senza polpa. Sì, certo, si perde proprio la consistenza del prodotto, Sì. quella che voi magari volete preservare più a lungo, Assolutamente. oltre a evitare questo problema. Perché capisci bene Comunque, visivamente. il prodotto vostro, cioè, a chi è destinato? Cioè, quante, tipo, cioè, nel senso, ci sono cucine, so che lo... Sì, inizialmente è nato per il mercato, diciamo, della casalinga, quindi le bottiglie, Proprio come si al faceva, le consumatore conserve, il finale. consumatore finale. Poi il prodotto è stato, diciamo, queste qualità che noi stiamo appunto esplicitando, sono state riconosciute anche da alcune catene molto rinomate che lo hanno apprezzato e l'hanno preso come prodotto di alta fascia. Cioè, dove, proprio parliamo di supermercati, no? Supermercati. Ah, e dove lo commercializzate voi? Il nostro canale principale è al nord è Esselunga. Dunque essere, cioè, proprio un bel marchio. Sì, tra l'altro con prodotti a marchio top, quindi Comunque la nella fascia, linea come dici top. tu, di elite. Sì, Ma sì, ci mancherebbe altro, cioè, parliamo di 100, 100 quant'era? 100 kg per etto? 100 contro 1500, quindi dunque, cioè, la una differenza qualità c'è, riconosciuta, è un prodotto- visibile, sia appunto nel vederlo che sicuramente all'assaggio. Noi diciamo sempre che prendiamo alla gola perché comunque una volta che lo assaggi noti la differenza, un prodotto qualsiasi. È difficile generico. poi cambiare. È difficile, poi dico quanto soggettiva può essere, ma una cosa che diciamo è buona, si riscontra, lo riscontriamo con tutti i nostri clienti. Sì. Poi c'è stato un nostro carissimo amico e diciamo compaesano, Antonio D'Agostino, che ci diceva ma vorremmo inserirlo
Siccome venivamo da una fase dove la ristorazione non era ai livelli di oggi, quindi l'interesse era di dare un prodotto finito alla gente e basta, senza andare a ricercare materie prime di una certa qualità, di Esatto. provenienza. Dico, se tu sposi il progetto e te ne fai carico nel divulgare, Basta che non dai compiti in più a me, non darci altri basta compiti, che mi lasci libero. perché è un prodotto che va spiegato. Tu non puoi metterlo sullo scaffale se prima non cerchi di... Cioè, c'è una storia. Non è un pomodoro È un qualunque. prodotto che va comunicato. Questo che stiamo raccontando lo dovremmo teoricamente fare con ogni nostro cliente per sposare il progetto, che comunque è un prodotto che non è qui Tu 59 non hai studiato centesimi. marketing. Non hai No, studiato. non ho studiato marketing, Però questo è il marketing, no? questo è quello, la realtà, Questo è quello che va fatto. per il lancio di un prodotto specie di qualità e non conosciuto. Quindi se sposi, gli dicevo, questo progetto e te ne fai carico della... Bene, diversamente io con i ristoratori non è che abbiamo avuto molte... Non abbiamo un rapporto amorevole. Perché loro avevano sicuramente molti impegni, a suo tempo non c'era la ricerca da parte del consumatore, il consumatore anche se va in pizzeria vuole vedere di dove sono gli ingredienti, come sono. Non è più È cambiata la cultura Sì. della ristorazione proprio da parte del consumatore. Penso che nasce dal consumatore la richiesta e poi ovviamente tutti si sono adattati, perché è sempre un processo un po' inverso, perché l'esercente, il ristoratore, se prima non c'era richiesta difficilmente, dico, oggi forse c'è più consapevolezza, ma prima non c'era. Ad oggi il tutta- consumatore è disposto a spendere molto di più in qualità che in quantità. Assolutamente, O assolutamente. comunque un prodotto, una pizza qualunque, in questo caso la ristorazione. Ma guarda, penso che comunque fai caso alla nostra bottiglia intorno ai 2 euro e pigli oggi un pacco di patatine e compri con 2 euro e finisce lì. Certo, E dunque. finisce lì. Ad esempio, questa cosa sono curioso, no? Avete fatto delle ricerche, immagino, anche per quanto riguarda i prezzi del prodotto. Dunque, cioè, ad esempio, il prezzo medio di un pomodoro di un marchio qualunque industriale e il prezzo del vostro pomodoro, cioè quanto è la differenza, proprio in termini monetari? Considera, come ti dicevo all'inizio, ci sono degli accordi che si chiudono per i prezzi del pomodoro e siamo intorno ai 18 centesimi. Considera che noi lo paghiamo dai 40 ai 50. Ah, parliamo sul pomodoro. Io dico, no, proprio E prodotto quindi finito. sul Sulla trasformato passata. considera che, come sappiamo, vediamo i vari volantini, è passata a 59 centesimi, Esatto. la nostra difficilmente la trovi meno 1,59. Dunque, almeno un euro di differenza. C'è almeno 1 euro di differenza. Cioè, dunque, ti immagini, con un euro mangi il pomodoro vero. Sì, che poi la differenza, dico, 1 euro, considera che mangiano 4 persone con 1 euro, quindi su 25 centesimi a testa in più di spesa. Certo. Che E poi da un calcolo fatto annuale, dico, spesso hanno fatto alcuni calcoli, quindi in un anno si può consumare 50 kg di pasta, quello è medio per famiglia. Considerate che la spesa è 100 euro in più in un anno. in un anno. Una famiglia. In una famiglia. Ma se vediamo altri studi fatti, parto da una semplice che non è stato uno studio ma è stato un operaio, mi diceva, ci tengo a precisare che sono un operaio che l'ha assaggiato e si è incuriosito perché costava così tanto. La bottiglia piccola nostra 1,50 contro 1 euro o 50-60 di quella grande di altre. E dice, mi è incuriosita e l'ho presa. Le posso dire intanto che è buona, che è salubre, l'ho scoperto nelle ricerche di tutto quello che fate, ma le posso dire di più, anche siccome ha un potere condente elevato, perché appunto la quantità di beta-carotene, licopene, fibra, Aspetta, torniamo su questo punto che non ho capito bene che cosa. il potere condente è quello, Sì? è il potere di Insaporire. di attaccarsi in questo caso alla pasta. Ah, ok. Quindi, Dunque al cibo con cui viene. perfetto, quindi questo è il Con potere, conditi. potere Esatto. condente. Quindi se tu a parità 400 grammi di un prodotto generico e 400 grammi di quello nostro, il nostro condisce il doppio. Ah, dunque. Come dici tu, nella no, si pizza, metà. sì, perché non c'è poca acqua, quindi tu nella pizza se metti un cucchiaio, la nostra rimane quella. Certo. Se metti un cucchiaio, un prodotto generico che ha una quantità di acqua maggiore, ovviamente l'acqua si asciuga e ti rimane, diciamo, Stessa cosa delle carni.
La stessa cosa ovunque. Certo, perché comunque è più concentrato Essendo e più di conseguenza... c'è la fibra. Questo parliamo di un operaio, dunque nessuno... Un operaio, non professionisti, assolutamente, ricercatori di settore. ci tenevo a dirlo, dico io, quindi devo fare anche conto con la tasca e ti posso dire che uno buono, due salubre, tre se con 1,50 euro comunque è a 50 centesimi condisco il doppio, anche siamo là. Certo. Anche se costa meno, ma quella condisce il doppio. Si risparmia sulla tasca, ma la salute... Anche sulla salute. Poi c'è stato nel 2010-2009 l'ospedale di Asti. Infatti siamo usciti sul report, c'è stato, però sono le cose che vanno, non, cioè, di solito facevamo, no? Non so se anche adesso c'erano 2 o 3 cose sulle cose diciamo che vanno in Italia e poi quelle che purtroppo non vanno, non funzionano. E allora il consiglio di amministrazione di allora aveva scelto, perché avevano fatto degli studi, che le lungodegenze alimentate con prodotti di alta qualità diminuivano. Con prodotti, in questo caso prodotti vostri possiamo dire. In quel caso c'è stata erano la proprio salsa quelli vostri che per la durata di quel consiglio di amministrazione, quindi per quei 3 anni, hanno avuto questa scelta e hanno selezionato tra i prodotti di alta qualità il nostro e l'abbiamo forniti per 3 anni. Poi purtroppo Ti fa stare pure meglio, dunque sì, hanno fatto uno studio. Svuotava l'ospedale, no? Cioè, ma sicuramente ha avuto una significatività. Sì, sulle lungodegenze c'era un abbattimento di diversi giorni con i pazienti alimentati con prodotti di alta qualità, quindi pasta, olio, Dunque, parliamo che salsa. Cioè realmente poi c'è stato uno studio che ha detto questo prodotto è collegato a una buona salute. Assolutamente, quindi questo noi lo raccontiamo perché sono fatti veri e che comunque al di là delle prove personali. Certo. Quindi non solo se ti mangi una mela al giorno togli il medico di torno, ma anche se ti mangi un pomodoro siccagno di Valle d'Olmo togli il medico di torno. Assolutamente, quindi il mangiare sano ci aiuta e non deve far guardare solo la parte economica. Perché ripeto, poi alla fine siamo tutti diciamo un'età media, quindi se andiamo al bar i 20-30 euro li fai fuori senza che te ne accorgi, esatto, e poi te ne vai a attenzionare i 50 centesimi di differenza in un prodotto dove invece lì vero alla lunga può creare. Considera che altri studi portano che è un prodotti con alto contenuto antiossidanti diminuiscono diverse malattie e diversi tumori. Quindi addirittura ci sono studi in America che lo utilizzano proprio a livello alimentare. Quindi 50 grammi di concentrato al giorno per tumore alla pelle, per tumore alla prostata, perché comunque sono questi i principali radicali liberi che vanno a curare. Ma una cosa Vincenzo, per quanto riguarda il vostro prodotto, no? Tu mi hai detto che vabbè, avete accordi con Esselunga, cioè fino a dove arrivate? Proprio la vostra parte commerciale? Diciamo che l'Italia la copriamo quasi tutta, la Sicilia abbastanza, che siamo quasi in tutte le insegne diciamo presenti, quella ovviamente dove il prodotto diciamo viene messo e promosso per quello che è valorizzato, non per discreditare discount, però il prodotto è diciamo in quelle insegne dove i prodotti di qualità vengono appunto valorizzati. Dove più che altro il consumatore che entra dentro quel supermercato è consapevole, cerca un prodotto più di alta fascia e sa che lo trova, no? Diversamente. E invece come dicevamo appunto coprite tutta l'Italia, con la Sicilia, parlavamo poco fa della scarsità di prodotto, cioè dunque tu hai praticamente tutta la produzione impegnata. Sì, noi infatti voi non vi capita, cioè, rimane merce, è impossibile. Difficilmente, i mercati sono molto altalenanti, una volta tira questo e quindi magari fai maggior parte di produzione su quello, poi tira l'altro e quindi magari può esserci un po', però al 99% lavoriamo quasi sempre su commessa, quindi noi programmiamo, per esempio quando facciamo i programmi con i soci andiamo a dire noi abbiamo necessità di 50 ettari proporzionate alla produzione e quindi vediamo un po' di dividerle o anche nuovi soggetti che si fanno avanti per questa determinata produzione. Quindi da lì andare a programmare il tutto. Infatti da noi se lo programmano in tempo
hanno il prodotto. Diversamente non è un cliente Che arriva all'ultimo. il cliente finale, la casalinga, diciamo il piccolo consumatore, diciamo, diamo sempre la possibilità di mantenere un magazzino per far conoscere sempre il prodotto e quindi non... Per esempio un ristorante, comunque una realtà che consuma realmente il vostro prodotto, Se non cioè, è programmato- se non ci prenoti la produzione, noi non possiamo impegnare, anche perché parliamo di prodotto, abbiamo detto che non vengono utilizzati fertilizzanti di nessun tipo, dunque l'annata... naturale al 1000 per 1000 dove tutti gli agenti possono andare a influenzare diciamo, la Cioè, produzione. anche la prevedibilità della produzione non è che è schematizzata, molto- no. dunque è prevista Gli anni di perfetta. siccità ci hanno comunque Viene indebolito da questo punto di assolutamente, vista. perché Siccagno sì, però capisci bene, le alte temperature, il terreno arido perché 2 o 3 anni che non si arricchiva nei periodi invernali ci ha un po' messo Certo. fuori da quello che era il programma con la produzione, quindi l'equilibrio si era un po' rotto, però questo è un po' lo schema per quanto riguarda produzione e commercializzazione. Quello che diciamo Media di produzione? Cioè, qual è la media, la cifra media di produzione? Sinceramente, manco so come si misura, no? ma in pezzi, noi lo misuriamo in pezzi comunque in chili trasformati. Cioè, la produzione finale, no? La passata, non so, si misura in chili, si misura in bottiglie, cioè questo non lo so, in litri. Di solito in chili, di E solito qual è la produzione media che riuscite a realizzare? siamo sui 15-18 mila quintali di pomodoro. 18.000 quintali. Quintali di pomodoro, quindi... E poi in pezzi... Tradotto in chili sono 180.000 kg. No, di più sono. Considera sono 1.800.000 kg. Ah, perché cioè è proprio il passaggio C'era uno zero di differenza. 18.000 quintali per 100. perfetto, c'erano 2 zeri. Due zeri. 2 zeri di differenza. Che è impegnativo poi gestire tutta questa produzione. Magazzini, stoccarla. produzione, materiali, imballaggi. Quante persone girano attorno a questa realtà vostra? Ma- Tra dipendenti e persone che collaborano magari periodicamente. No, considera tu sulle 35 persone legati a Rinascita e i terreni che gestisce Rinascita. Poi ci sono tutti quelli soci che a sé gestiscono la produzione. Certo. Quindi considera che sono circa 30 attivamente nello stabilimento e 5 in campo che gestiamo diciamo, la produzione dei terreni alla cooperativa. Poi ci sono quelli dei soci che ognuno per sé gestisce i propri ettari, la propria Importante superficie. questa cosa, certo. Avere più persone è importante. Come dici tu oggi che la manodopera... Sì, quella infatti la quota in azienda non abbiamo grosse difficoltà nel reperire personale perché diciamo è un periodo anche stagionale, laureandi, diciamo perché è il periodo appunto di luglio-ottobre, quindi il periodo diciamo chiamano così di fermo estivo, della pausa estiva che creano anche un po' di autonomia economica perché vabbè, appunto ci si sta. fanno la campagna e quindi hanno più autonomia, non pesano nelle proprie famiglie per continuare a studiare o farsi i viaggi, quello poi che ci sono si le vuole. vacanze estive, Ferragosto, si va a mare, giustamente. certo. Ognuno provvede come Noi a parte la pausa di Ferragosto, il resto è il periodo del pomodoro, quindi difficilmente si Comunque la riesce. parte più impegnativa praticamente è da Luglio-ottobre. luglio-ottobre. Quella proprio intensa è settembre, il mese di settembre. Mhm. Il mese di settembre è quello più intenso perché appunto noi trapiantiamo periodo di maggio, quindi dal 10 di maggio ai primi di giugno massimo, quindi è una cultura che è mediamente sui 100 giorni, quindi poi andiamo dagli ultimi di agosto tutto settembre, che comunque è una cultura scalare, e parte di ottobre. Ah, ti occupi anche tu di gestire il personale, di gestire proprio le persone dentro l'azienda? Non solo perché l'altro socio appunto si occupa della parte agricola, quindi quelli che sono gli operai. Fuori dalla produzione praticamente, Sì, la trasformazione, fuori dalla trasformazione. Lo gestiamo insieme, però sì, è anche mio Sono compito divisi cercare così, di... certo. Siamo divisi, ma comunque poi C'è pure il ognuno... pensiero di gestire tutte le persone, se vanno d'accordo, no? Da parte qua. Sì, si cerca appunto quando facciamo i gruppi, i turni, perché sai, avere un ambiente di lavoro tranquillo fa bene a loro e fa bene a noi. Quindi Coesione. Sì. Quindi spesso, sai, magari cerchi di capire, perché
non c'è niente di male, magari sono antipatie e simpatie, le cose possibilmente che normalissime, che non c'è niente, però cerchi di creare un ambiente di lavoro molto più tranquillo possibile. Quindi anche questo deve avere un po' infatti, tipo, queste cose sono quelle che non vengono mai dette, no? Queste cose. Però è importante, come dici tu, gestire, perché magari poi quello non va d'accordo, no? Insomma, avere più persone. Sì, magari sai, ci sono anche, non sono tutti di Valle d'Olmo, c'è qualcuno di Caltavoturo, qualcuno di Valle Lunga, qualcuno, quindi anche lì cercare per facilitare anche a loro gli orari. Un po' come a scuola che compagni di bando, no? Ma d'altronde uno dice che i parenti, come dire, non si scelgono, le altre persone si possono scegliere, quindi anche lì cercare di sceglierli in base alla propria, come dire, esigenza, il proprio modo di fare, perché a volte, sai, quella persona che è più un po' spigliata, quindi è più vivace, l'altra meno, quindi cerchi un po' di... E poi praticamente, cioè, tu ti interfacci sempre con dunque le persone che lavorano in azienda, no? Sì, certo, ovviamente uno anche quando... Ti capita mai di arrabbiarti con le... capita perché comunque è un periodo, diciamo, abbastanza sei in pressione, quindi tutto il lavoro, la produzione, le consegne e quant'altro, quindi capita, però comunque c'è con tutto un rapporto ottimo e quindi conoscendosi o comunque avendo un rapporto familiare non c'è. Quello che odio sempre è il distacco, il datore lavoro, dipendente non deve esistere, perché C'è un rapporto vero. Assolutamente, perché non l'abbiamo avuto, cioè non l'ho avuto io prima, non voglio che ci sia, diciamo, adesso, quindi... Qual è la visione aziendale che vedi fra 10 anni? La visione è quella sicuramente di cercare di automatizzare il più possibile la linea, quindi quello che oggi si dice digitalizzazione, appunto automazione, creare nuovi prodotti, perché penso che il mondo evolve e quindi anche la tipologia di prodotti, se penso che siamo iniziati solo con la passata, siamo arrivati a altri 20 prodotti, perché i prodotti pronti, quindi salse pronti direttamente da utilizzare. C'è un mondo che va talmente tanto veloce che dai più un prodotto... Pensi che userete l'intelligenza artificiale in azienda? Se ne parla tanto. Penso proprio di sì, ma sulla semplice, come dire, gestione dei lotti, gestione della tracciabilità, questo aiuta tantissimo i sistemi informatici. Non solo che aiutano, ma ti rendono ancora più competitivo, ancora più, come dire, innalzare il livello, perché quello che magari possibilmente può sfuggire all'essere umano là è molto settoriale, là è molto schematizzato, quindi difficilmente. Ovviamente il discorso manodopera, il discorso umano, quello non dobbiamo secondo me tralasciarlo mai e lo vedremo negli anni che comunque il valore umano, al di là di quello economico, come dire, è alla base. È alla base. Però indubbiamente se vuoi crescere il devi percorso... stare a passo coi tempi. Già immagino le stesse lavorazioni che potranno essere fatte da robot, droni e quant'altro che in sinergia vanno a mettere insieme tutte quelle che potrebbe essere appunto i dati, gli schemi di produzione. Anche un passaggio dalla manodopera, come visto appunto nel senso proprio specifico della forza lavoro, essere più nella parte intellettuale di studio, progettazione e come dici tu utilizzo di tecnologie. Sì, infatti non penso che ci sia un grosso abbassamento in termini di numero, in termini di diversificazione sicuramente. Lì è l'altro problema che i nostri giovani, siamo un po' tutti giovani, devono cambiare il livello di apprendimento, non è più quello della semplice, come dire, studio, punto e basta. Quindi la conoscenza qui evolve, quindi c'è mancanza di molta manodopera specializzata. Questo è quello che notiamo, perché magari io, l'altro socio e qualche altro ci cimentiamo, ma solo se vai a formarti. Quindi non è perché magari sai perché il telefonino questo e quell'altro, poi se non sei formato su determinate cose, quindi devi studiare continuamente. Le competenze devono essere proprie. Cosa diresti al Vincenzo che ha appena cominciato questo percorso? Vincenzo del 2008? Sì. Nel 2008 è iniziato. Domanda difficile, ora diventa impegnativo. È proprio una domanda personale che ti faccio.
Ma sicuramente quello... Spegni il telefono. No, magari sicuramente quello che forse ho fatto, comunque gli direi di non interrompere quello che era il proprio pensiero, perché io dico, non è che c'è niente di... Ho fatto ho avuto due esperienze lavorative in cui ancora oggi ringrazio il piccolo battibecco che ho avuto con il mio, come dire, dirigente, datore di lavoro di allora, perché mi ha dato quell'incentivo nel dire no, io devo fare qualcosa. Con lo stimolo. Sì, qualcosa di diverso, devo togliermi, che sai, quando lavori in un gruppo di tante persone dove l'interesse è solo legato al semplice lavoro, lo stipendio, non hai molti stimoli, non hai molte cose, quindi lì spesso e volentieri magari se mettevi del tuo, anzi sbagliavo al contrario, quindi sta cosa, sì, sta cosa mi dava un po', quindi di continuare o comunque che le proprie scelte vanno sempre preservate. Sì. Mio nonno mi diceva, ascoltale tutte, ma che da tu non la stare mai. Certo. È vero, Quindi è vero. Il tuo anche, sogno, coltivalo. sì, perché lo farai con tanta quella leggerezza. Ci sono frasi di tantissimi, diciamo, come dire, poeti, storici che dicono molte cose molto simili. Quindi non lavorerai neanche un giorno se lavorerai per quello che vuoi fare. E quindi questo posso dirti a oggi, quindi glielo direi se fosse il primo giorno, di fare quello che piace fare. Tu, diciamo, Quello che diresti anche ai giovani, a tutti. Sì. non hai cominciato per soldi, No, hai cominciato per passione. proprio quello dei soldi, diciamo, era l'ultimo, proprio era la passione nel fare, sicuramente i miei predecessori, quindi quella visione di mantenere, di continuare, però con una visione diversa che è appunto quella della trasformazione, commercializzazione, quindi molte fiere internazionali abbiamo fatto, quindi questo anche per un giovane comunque non cercare di limitarsi a quello che non vedere, diciamo, solo davanti al tuo naso, ecco. Certo, Uscire gli orizzonti, quello sicuramente, cioè adattarti su quello che è il periodo del momento. Quindi oggi con l'intelligenza, prima l'intelligenza artificiale, prima con tutta, quindi cimentarsi, ambientarti in quello che è il periodo, quindi contestualizzare quelli che sono i tuoi sogni, le tue visioni, ma andare sempre con il tuo pensiero, col tuo sogno avanti, a prescindere, gli ostacoli sono ovunque. Quindi non fermarsi al primo ostacolo, quello sicuramente, che tanto ce ne saranno tanti, ne ho viste che è sempre ogni giorno. E un'altra, te la faccio io ora più difficile, cioè una domanda che vogliamo inserire a 4Talks per i prossimi episodi. Se fossi al posto nostro, che domanda ti faresti? E allora, la domanda potrebbe essere la seguente. Ha la risposta, dai, già questo, già che ha la risposta. Sì, perché diciamo, forse nel nostro settore, ma anche in altri, ti chiedi sempre quale sarà la prossima evoluzione, il prossimo passo. Dunque, la domanda che ti faresti è quale sarà la prossima evoluzione, secondo te? Sì. Perché questo ormai è un po' senza ideata l'intelligenza artificiale, ma in un mondo così in evoluzione, quale potrebbe essere l'altra, come dire, è vero che passeremo a cibi sintetici? La tua risposta? Ma sai, io penso che abbiamo visto anche di questo studiando, fortunatamente non viviamo, diciamo, non siamo privi di nessun elemento, sappiamo che sia una cosa ciclica, quindi la storia. Penso che arriveremo a un punto dove ci sia un ritorno, l'abbiamo visto anche con la ricerca di questi prodotti tradizionali, diciamo, ci fu un momento che neanche a dirlo, cioè si andava, eravamo americani di quelli, c'è l'americanismo del consumo, McDonald's, vedo che adesso un po' stiamo ritornando, quindi penso che ci sia comunque una fase di ritorno, perché quando uno arriva, lo leggevo anche in qualche posto, dico sì, ma arriveremo a un punto dove che cosa c'è? Dice acqua calda, oggi cosa dobbiamo inventare? Scoprire. Oggi sembrerebbe, quindi la domanda per è chiudere il cerchio, dove arriveremo e come prepararci
perché dico, fortunatamente dico, siamo intorno Dunque, ai 30 anni, quindi avremo... scrivetelo nei commenti dove arriveremo, ognuno ha il suo parere, cosa ne pensate appunto sull'agricoltura di questa tipologia che preserva appunto l'originalità di un prodotto, lo fa con diciamo un certo criterio per raggiungere certe proprietà organolettiche, per dare appunto un prodotto che faccia bene proprio alla salute. Dunque, cioè, dove arriveremo? Cioè, lasciamo uno spazio pure a chi ci ha ascoltato. Dicevo, fa parte nella cooperazione, fa parte che noi lasciamo sempre aperto qualsiasi, come dire, aiuto, consiglio, perché può far crescere, sicuramente che non siamo tutti tuttologi, quindi sicuramente, perché no? Accettiamo consigli, commenti e Certo, Va quant'altro. bene. Allora, grazie per essere stato a Four Grazie, Talks. Vincenzo. Grazie a voi e complimenti, diciamo, per l'iniziativa che avete avuto, che non è da sottovalutare, quindi Grazie. tanti auguri Faremo il prossimo episodio in stabilimento. in stabilimento. Dai, ci sto, Esatto. ci sto. Va Prossimo bene. Nel prossimo episodio ci vediamo in azienda, camici e giro per la produzione.